Camisano Vicentino, Lago Margherita, si trovava su quell'isoletta alle nostre spalle un ragazzo di 22 anni che la notte di San Silvestro ha perso la vita proprio in quel punto dove aveva scelto di stare con alcuni amici e la fidanzata a trascorrere l'ultima notte dell'anno. È il momento del giallo, della preoccupazione perché non è ancora chiara la dinamica di quanto è successo. A non essere ancora stati ufficialmente ricostruiti gli ultimi istanti di vita di Andrea D'Agostino, l'imbianchino 22enne di Villafranca Padovana. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze degli amici e della ragazza che per ultima ha visto il giovane allontanarsi verso l'alba dalla tenda dove pernottavano per raggiungere la riva dello specchio d'acqua. Il suo corpo è stato ripescato dai soccorritori a 4 metri di profondità. Un luogo familiare questo per Andrea, che da amante della pesca frequentava assiduamente durante tutto l'anno. Per chi come lui condivideva la stessa passione, trascorrere qui in tende al freddo la notte di San Silvestro è cosa considerata normale. La tragedia però ha lasciato sgomenti tutti. Si piaceva la famiglia. Destino scivolato, qualcosa è capitato. No, di solito c'è sempre pieno di tende, tutto quanto, lago pieno, tutto a posto. Per cui è un'abitudine per chi è appassionato di questo sport. Sì. Ecco. È solo una tragica fatalità secondo lei? Secondo sì. È un posto pericoloso questo posto, questo lago Margherita? Ma pericoloso assolutamente no, è un laghetto di pesca sportiva come ce ne sono tanti altri. È logico che la congiuntura in cui è successa questa disgrazia, questa tragedia è particolare, è l'ultimo dell'anno, però è frequentato tutto il tempo dell'anno con la stessa tipologia di quello che stava facendo qui il ragazzo. Sulle sponde sono ancora presenti i segni del bivacco, come pure alcuni pezzi di ghiaccio che sicuramente ricoprivano in modo più esteso nelle ore più fredde l'erba che lambisce il ciglio del lago. Una scivolata accidentale è l'ipotesi più accreditata. Il buio e l'acqua gelata hanno fatto il resto. La zona non è stata posta sotto sequestro. No, non è isolata, vuol dire che le indagini sono state concluse. Probabilmente si è riscontrato che è stata una tragedia vera e propria, altrimenti anche io stamattina pensavo che fosse chiuso. Però se è aperto vuol dire che l'indagine è stata chiusa e aspettiamo magari i risultati medici per capire meglio di che tipo è stata questa morte, insomma.